Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Ben ritrovati, Cronache Trevigiane, comincia una nuova avventura per parlarvi sempre ovviamente di territorio ma anche di grandi vini e di una fusione tra due cooperative, una fusione che guarda al futuro di questo territorio e dei suoi prodotti. Poi affronteremo un'avventura, l'Aris Bar a Venezia, ma intanto guardiamoci questo servizio di Cronache Trevigiane e poi decoleremo insieme alla scoperta della marca trevigiana e non solo, a tra poco. Un'intesa contro la crisi economica. Per questo obiettivo Ascopiave e Ascotrade hanno firmato un accordo con i sindacati che prevede la riduzione delle tariffe del gas a favore dei clienti in difficoltà economica. L'accordo in particolare porterà uno sconto del 15% sulle bollette del 2012 alle famiglie che dichiarino un reddito ISEE inferiore ai 15.000 euro. Soddisfazione unanime da parte dei sindacati. Ai nostri microfoni il segretario di CISL Treviso, Franco Lorenzon. È un rapporto che si consolida, che sta crescendo, è un cantiere aperto che sostanzialmente ci porta ad avere anche un miglioramento in termini di allargamento di coloro che possono usufruire del beneficio e probabilmente anche avremo uno sconto più alto. L'iniziativa non è nuova, è già il terzo anno infatti che questo accordo viene siglato e ci sono tutti i presupposti perché la collaborazione continui, assicura Antonio Confortin della UIL. Credo che questo accordo va sottolineato che è un accordo che puntualmente viene fatto alla fine dell'anno perché si è visto i numeri alti chi ha aderito e speriamo che sia anche per il prossimo anno. Quest'anno è stato alzato il tetto massimo del reddito per avere accesso alle agevolazioni da 13.000 a 15.000 euro, un risultato importante secondo Paolino Barbiero, segretario CGIL. Quando la famiglia non ha i soldi, prima o dopo la bolletta non la paga. Se invece creiamo una scontistica fatta bene, determinata con il reddito reale e non con il reddito presunto, porteremo un beneficio all'insieme della comunità. Un chiaro messaggio per il territorio, ecco le parole del presidente di Ascopiave Fulvio Zugno. Ecco, questa iniziativa io spero che il territorio riconosca ad Ascopiave e Ascotrade il ruolo che sta facendo nel territorio e che quindi ci sia sempre più aggregazione verso queste due società che stanno facendo, ritengo, per quanto li possono fare, il bene del territorio stesso. Per i clienti Ascotrade, d'altra parte, le opportunità non mancano, assicura il presidente Stefano Busolini. In questo caso chi avrà il diritto di entrare, di accedere alla proposta fatta con i sindacati, quindi con il reddito inferiore ai 15.000 euro, potrà anche comunque diventare cliente e fare un contratto dual fuel, quindi avere anche la fornitura dell'energia elettrica da parte di Ascotrade e avere un ulteriore 10% che già comunemente facciamo a tutti i nostri clienti. E come promesso rientriamo in questo studio ideale che vi parla di eccellenza vitivinicola, vi parla davvero di grandi prodotti, ma soprattutto vogliamo conoscere una nuova realtà. Siamo innanzitutto a Campo di Pietra e conosciamo Franco Passador, direttore generale di questa nuova realtà. Vivo, ovvero? Cantine Viticoltori del Veneto Orientale. L'unione di due aziende storiche, la cantina produttori di Campo di Pietra, con il gruppo delle cantine dell'area veneziana, da ultimo definite chiamate Cantine Viticoltori del Veneto Orientale, che raggruppa le cantine di Jesolo, Meolo, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Porto Gruaro, Pramaggiore e dall'anno scorso gli enopoli consortili di Motta di Livenza e Roncade. Ecco, una cantina cooperativa che mette insieme più di 2.100 associati per circa 3.200 ettari di vigneto, una cantina capace di guardare lontano, parlando di mercati. Certo che sì, vinifichiamo annualmente oltre 500.000 quintali d'uva, dei quali destiniamo circa 100.000 ettolitri di vini prodotti alla nostra azienda di imbottigliamento, la Viticoltori Bosco di Salgareda, e la quota rimanente viene venduta sia nei nostri punti vendita al diretto consumo, sia nei mercati nazionale, europeo ed extraeuropeo.
Ecco, una fusione all'unanimità è stato detto, questo ha molto poi significato nell'approccio al mercato. Certo, con grande soddisfazione, i soci ci hanno dato piena fiducia, una fusione all'unanimità senza nessuna astensione. Per noi questo è motivo di orgoglio ma anche motivo di grande impegno nell'affrontare e nel realizzare gli obiettivi predisposti nel piano industriale. Allora, direttore Passador, noi rimaniamo insieme, anzi ci portiamo all'interno, parliamo anche tra poco un po' di prodotto, quindi ci fermiamo qua, intanto guardiamoci questo servizio di cronache trevigiane e poi parliamo di grandi vini. A tra poco. Alessandro Vardanega verso la riconferma alla presidenza di Un'Industria Treviso. Designato dal direttivo per la rielezione per il prossimo mandato che durerà fino al 2014, il presidente uscente ha raccolto con entusiasmo l'invito a ricandidarsi. L'impegno è certamente faticoso, comporta dei sacrifici perché ovviamente si sottrae del tempo al proprio lavoro e anche alla propria famiglia, ma lo faccio con quel senso del dovere, con quello spirito di servizio con il quale mi sono messo a disposizione 4 anni fa per un mandato che vuole aiutare gli imprenditori a superare una fase che è davvero difficile, quindi lo faccio anche con quell'obiettivo che è stato individuato dagli imprenditori che sono stati ascoltati e che hanno in qualche modo ravvisato l'opportunità di una continuità per un ulteriore biennio proprio per poter completare quel percorso importante che abbiamo avviato e che vede sempre più la nostra associazione come erogatrice di servizi capaci di aiutare le nostre imprese a riposizionarsi in un mercato diverso e quindi non solo a fare attività di rappresentanza. Quindi mi sono messo a disposizione e la commissione di designazione, i 3 saggi che hanno lavorato per ascoltare la base associativa hanno indicato il mio nominativo e quindi mi sono messo a disposizione dell'associazione e degli imprenditori. In attesa della nomina ufficiale che verrà comunicata dall'Assemblea dei soci di Un'Industria nella primavera del 2012, il presidente Vardanega rivolge i suoi personali auguri per il nuovo anno. Voglio approfittare anche di questa occasione per formulare a tutta la comunità trevigiana i nostri migliori auguri per un 2012 sereno, con la consapevolezza che pur nelle difficoltà del momento questo territorio ha ancora delle grandi potenzialità, dobbiamo lavorare tutti assieme per valorizzarle, per farle emergere e quindi questo augurio vuole essere anche un messaggio non solo di speranza ma un messaggio di fiducia sul fatto che nel passato abbiamo superato momenti difficili e sapremo tutti assieme superare anche un 2012 complesso. Rientriamo allora in questo studio ideale dedicato, come detto, al territorio e dei vini che sa esprimere. Vi abbiamo parlato di questa fusione che ha unito questa cantina di Jesolo con la cantina di produttori di Campodipietra, una realtà che guarda, come detto, lontano. Siamo ancora con Franco Passador perché avevamo detto siamo a fine anno, ci sono i festeggiamenti di rito, ci sono anche quelli di inizio anno, ma con che vini consigliate voi di festeggiare? Ma noi continuiamo a credere anche nei vini rossi che sono l'espressione autentica di questo territorio e tra questi per l'eccellenza che da diversi anni esprime consigliamo il Cabernet, il Raboso, il Merlot che sono veramente le roccaforte di quest'area. Raboso che è in crescita anche, viene molto apprezzato e dà anche grosse soddisfazioni, immagino. Certo che sì, sapete sicuramente che da ultimo è stata approvata anche la DOCG Malanotte, è un prodotto veramente eccelso, veramente un'espressione molto alta della viticoltura, del viticoltore dell'area trevigiana. E se uno dice pesce a inizio anno? Pesce a inizio anno, il pesce fritto si può assolutamente accostare anche con dell'ottimo Cabernet d'annata, mentre per il pesce nella forma tradizionale alla griglia, ovviamente i vini bianchi e tra questi il Pinot Grigio. Vedendo invece, direttore, i mercati, l'evoluzione dei mercati, continua ad andare bene ovviamente l'appeal in Germania dei nostri prodotti, ma cresce Inghilterra e Russia soprattutto?
Certo, il mercato dei paesi dell'Est è un mercato nuovo che sta dando grandi soddisfazioni, soprattutto per i vini rossi che in questi ultimi anni hanno dovuto soffrire perché le performance che si sono registrati nei mercati dell'Inghilterra, della Germania e soprattutto dell'America del Nord erano performance molto importanti. I vini rossi erano stati un po' messi da parte, oggi c'è la riscoperta e la riscoperta va sicuramente a Est. Allora, direttore, tra poco proprio un minuto insieme per raccontare la tradizione, il vino, la tradizione e alcune, diciamo, correzioni speciali. Non diciamo niente, ora ci fermiamo, rispettiamo questa piccola pausa, facciamo un salto all'Aris Bar a Venezia per raccontarvi delle altre cose e poi di nuovo con il direttore Passador. A tra poco. Dal 1957 Bassan Sergio ha fatto dei trattori la sua più importante passione e della soddisfazione del cliente il suo obiettivo primario. Bassan Sergio, concessionario esclusivo John Deere per le province di Vicenza, Padova, Rovigo e Venezia. Da oggi è anche a Treviso e Belluno, con il nuovo punto vendita e assistenza a Fossalunga di Vedelago in via Nazionale 22. Vieni a trovarci. Bassan Sergio, trattori per passione. Dal 1957 Bassan Sergio ha fatto dei trattori la sua più importante passione e della soddisfazione del cliente il suo obiettivo primario. Bassan Sergio, concessionario esclusivo John Deere per le province di Vicenza, Padova, Rovigo e Venezia. Da oggi è anche a Treviso e Belluno, con il nuovo punto vendita e assistenza a Fossalunga di Vedelago in via Nazionale 22. Vieni a trovarci. Bassan Sergio, trattori per passione. E come annunciato, questa seconda parte di Cronache Trevigiane comincia così all'Aris Bar a Venezia, in coda ad una serata di degustazione ma anche di spiegazione di un progetto nuovo. Io vi presento subito Giorgio Piazza, presidente del Neo Consorzio Vini Venezia, un consorzio che nasce da una liaison tra territori, presidente, ovvero? I due consorzi storici dei due territori, quello veneziano Lison Pramaggiore e quello trevigiano del Piave, che peraltro insiste anche per una inconsistente parte anche in provincia di Venezia, di addivenire quindi a una fusione per costituire il cosiddetto Consorzio Vini Venezia, che raggruppa e rappresenta 5 denominazioni. Allora, al vertice della piramide qualitativa ci sono, come detto, le due DOC G, quella del Lison classico, l'ex Tokai, quella del Malanotte del Piave, da Uve Raboso, poi le due DOC storiche, Lison Pramaggiore e DOC Piave, che sono 4, e poi la nuova DOC di espressione interprovinciale, quindi che raggruppa tutti i produttori che stanno in provincia di Venezia e tutti quelli che stanno in provincia di Treviso, e quindi comprende i due territori provinciali, che è la DOC Vini Venezia. E sappiamo che un accordo internazionale ha impedito al nostro Tokai di continuare ad essere chiamato così e quindi nasce il TAI di casa nostra. Ecco, un'opportunità forse, prima c'era timore ma forse ci sta dando l'opportunità di parlare in modo nuovo, con vigore, di questi vini straordinari. La scelta nel 2000 ancora della variazione del disciplinare del Lison Pramaggiore con l'inserimento della denominazione Lison, della menzione Lison, e successivamente poi con l'acquisizione a parte ragione della possibilità di utilizzare il nome TAI come sinonimo del Tokai friulano, il vitigno Tokai friulano, ecco, che quindi si è anche data la possibilità ai produttori, sia per quanto riguarda la produzione di Tokai a uve bianche sia quello del Tokai rosso, la possibilità di utilizzare questo breve nomino friulano, perché bisogna dirlo, deriva dal taille di blanc, insomma, quindi che sta a significare bicchiere di vino bianco o di vino rosso, la possibilità quindi di poter utilizzare questo nome, che peraltro ha incontrato molto e sta dando dei buoni risultati commerciali. Produrre un grande vino a denominazione di origine garantita e non farlo conoscere è molto, rasenta l'autolesionismo commerciale, quindi servono risorse, servono volontà per riuscire a spingere queste due denominazioni
di origine controllata e garantita, e in questo caso stasera parliamo di Thai e di Lison, e Lison classico, ma anche quella del Malanotte, eccetera, per cui la piramide qualitativa costituisce cavalli da corsa poi che trascinino poi tutte le altre 5 denominazioni molto importanti, dare quei risultati che poi alla fine si traducono in risultati economici per le imprese. Noi la ringraziamo davvero, Presidente. Ovviamente il frutto di questo lavoro deve essere il reddito poi per le nostre aziende agricole sul territorio. Grazie per questo viaggio nel mondo del Thai che non si ferma qui. Ci guardiamo questo servizio di cronache e poi ancora tanto Thai. A tra poco. Borse di studio per 10 studenti dell'Istituto Cerletti di Conegliano. Un riconoscimento per i ragazzi che hanno preso parte al progetto di formazione del Condifesa Treviso giunto alla 7ª edizione. Alla presenza dell'assessore regionale Franco Manzato e del sindaco Alberto Maniero, gli studenti hanno raccontato l'esperienza che nel corso dell'estate li ha visti protagonisti di una sperimentazione sui vigneti dell'azienda agricola scolastica. Ai nostri microfoni il professor Walter Darodda. Abbiamo fatto una valutazione e credo che ci siano i presupposti per poter difendere tutti i vigneti utilizzando farmaci a bassissimo impatto ambientale, forti del fatto che c'è un equilibrio biologico esistente e in più c'è un'attività di pratiche agronomiche che ci supporta in questa difesa. Gli studenti hanno imparato a monitorare le patologie della vite e a curarle con l'uso calibrato di fitofarmaci. Ma non solo, quest'anno infatti il percorso formativo prevedeva anche l'applicazione del nuovissimo regolamento di polizia rurale redatto dai 15 comuni dell'area di OCG del Prosecco. Ce ne parla Fiorello Terzariol, tecnico del Condifesa Treviso. Non solo le solite cose, ripetere appunto quelle che sono le patologie della vita eccetera, ma renderli i primi attori su quelle che sono le nuove normative legislative e non da attuare in un determinato territorio ricco come quello che è, e da salvaguardare come quello appunto del Prosecco. Per il presidente di Condifesa Treviso Valerio Nadal l'iniziativa rappresenta un importante investimento di formazione. Noi come consorzio ci siamo impegnati già da 20 anni che andiamo avanti con questo sistema di formazione. Abbiamo un sistema diffuso di servizio agrometeorologico che è il più grande d'Europa, collocato nella provincia di Treviso. Spendiamo 8.000 volantini, dobbiamo captare la sensibilità degli agricoltori nell'utilizzo di questi agrofarmaci per sostenere il prodotto, perché oggi dobbiamo produrre rispettando la sostenibilità. Soddisfazione anche da parte dell'Istituto Enologico per voce della preside Damiana Tervigli. Partecipare a queste borse di studio, come sempre del resto proposte dal CODI-TV, per noi è stato un onore, oltre che un impegno di cui la scuola si vuol fare carico. E i ragazzi dimostrano di aver fatto tesoro dell'esperienza. Io non la vedo come una rinuncia, è un'esperienza che porta i suoi frutti, che è cominciata con il lavoro di quest'estate e finita adesso. A me dispiace che sia finita. E come promesso, rieccoci qui dall'Aris Bar a continuare ad analizzare questa novità. La novità, come tutti sappiamo, è che Tokai, la parola Tokai non può più essere utilizzata per quel vino che ha distinto anche la nostra regione con delle produzioni straordinarie. Oggi quel vino si chiama Thai Rosso Lison di OCG. Abbiamo con noi il presidente Federico Tassoni, presidente del consorzio di tutela Colli Iberici e Vicenza, e anche questa è una novità, no? Un super consorzio che nasce dalla fusione di due realtà. La DOC Colli Iberici e Vicenza è una denominazione che si basa su due denominazioni storiche, ma che hanno trovato sintesi in una unità unica che da quest'anno, quindi dal 2011, porteranno avanti promozioni in maniera unitaria. Ecco, questa novità del Thai, parlando con dei produttori, con degli addetti ai lavori, da quella che sembrava una sconfitta iniziale per il Tokai italiano, oggi invece la leggiamo come una nuova opportunità per ritornare con vigore a parlare di vini straordinari, e diciamo che il consumatore poi viene convinto dal gusto e non tanto dal nome.
il rinnovo della tradizione innanzitutto, sotto una veste nuova, ma che comunque dà ai consumatori veneti e ai consumatori di tutto il mondo, mi permetta di aggiungerlo, eventualmente la possibilità di avere comunque risposte in termini di qualità e di tradizione e di eccellenza del nostro territorio. Ecco Presidente, spieghiamo a chi ci segue il Thai rosso, che caratteristiche ha? È un prodotto che storicamente si coltiva nell'area della DOC Colli Berici, quindi un promontorio collinare che si trova fra i Colli Euganei e la pedemontana dei Monti Lessini. È un prodotto che tradizionalmente si consuma molto giovane, quindi è un prodotto molto scarico di colore, si utilizza addirittura quasi come un bianco, nella nostra area si abbina molto bene al baccalà alla vicentina. Negli ultimi anni c'è stata anche un'evoluzione, un'ulteriore produzione che noi abbiamo denominato riserva e che è frutto, diciamo, di una concentrazione di zuccheri e tannini mediante l'utilizzo di una sovramaturazione e di un affinamento in rovere. Ecco, queste due tipologie sono oggi i due concentrati che noi vogliamo esprimere ai nostri clienti e al nostro pubblico. Allora, io la ringrazio davvero della sua testimonianza e del suo racconto, che ovviamente avrà fatto venire diciamo, l'acquolina in bocca a chi ci segue e la voglia di degustare questi pezzi del nostro territorio. Noi ci fermiamo qui, ci gustiamo invece un servizio di cronache trevigiane prima di salutarci per le conclusioni. A tra poco. Molti decenni fa la valigia, più o meno di cartone, era compagna fidata dei veneti che emigravano in Sud America e soprattutto in Brasile. Lo stesso Brasile è un paese in crescita oggi, tra i più promettenti dell'economia mondiale. Per questo la Regione Veneto sta sviluppando Obiettivo Paese, il Brasile, progetto integrato di promozione turistica, culturale ed economica del sistema veneto nel mercato brasiliano e del Sud America. È lo stesso assessore al turismo, Marino Finozzi, a spiegarne gli obiettivi. Paese straordinario che sta crescendo tantissimo da un punto di vista economico. Lì in alcune zone, soprattutto nella zona sud del Brasile, ci sono popolazioni dove l'80% sono di origine veneta, quindi un rapporto anche di carattere storico, culturale, un rapporto di fratellanza. Queste popolazioni, oggi che hanno la possibilità di avere delle risorse per poter andare a visitare la vecchia Europa, magari andranno a scegliere il Veneto, il luogo dove i loro avi già dal 1880 in poi sono partiti per dare a quel territorio, a quel paese ricchezza e prosperità. Una delegazione veneta ha visitato la Fiera Sudamericana del Turismo per promuovere bellezze e ricchezze del Veneto a livello mondiale, ma altrettanto importante è stato l'incontro tra imprenditori veneti e colleghi brasiliani per sviluppare nuove relazioni commerciali e produttive. Con una quindicina di imprese venete siamo andati a incontrare non solo imprenditori brasiliani, ma anche le rappresentanze del mondo imprenditoriale nello stato del Rio Grande, nello stato del Paraná, nello stato di San Paolo, che sono i 3 stati brasiliani che maggiormente stanno crescendo da un punto di vista economico. Taglio del nastro a Vedelago per il nuovo centro vendita e assistenza Bassan Sergio. Passione per i trattori da una vita, dal 93 la ditta Bassan è concessionaria per lo storico marchio John Deere, leader mondiale nel settore delle macchine per agricoltura, giardinaggio e golf. Il titolare Sergio Bassan ci presenta il prodotto. È un prodotto che sta godendo in questo momento di un buonissimo rapporto qualità-prezzo che sta dimostrando anche con i numeri, con le vendite, effettivamente una qualità importante. John Deere, un marchio di qualità che si è aggiudicato anche il titolo di trattore dell'anno, come confermato dal manager di John Deere italiana Philippe Douin. John Deere ha avuto il premio del trattore dell'anno 2012 con il modello 7280R che è stato nominato a livello europeo. Non solo vendita di macchine, Michele Rosin, responsabile post vendita, ci presenta i tanti servizi a disposizione del cliente presso la nuova filiale Bassan di Vedelago. Diamo un servizio a 360 gradi per quanto riguarda sia la ricambistica, l'assistenza e il post vendita. Le cose più importanti dove dobbiamo puntare è il servizio. Noi diamo ricambi originali John Deere e anche non John Deere a prezzi molto competitivi
competitivi a tutti i nostri clienti. L'assistenza al cliente d'altra parte fa la differenza in questo particolare settore, assicura Sergio Bassan. Di essere tempestivi nel risolvere i problemi e bravi nel creare prevenzione, cioè nel fare una manutenzione preventiva durante la stagione invernale, diventa determinante. È quello che poi ci fa vendere le macchine. Ospite d'onore all'inaugurazione del nuovo punto vendita il leggendario Tom Perry, grande amico di Sergio Bassan. Credo, come crede lui, che l'agricoltura sia il settore portante di questa economia e perciò io sono convintissimo, gli do una mano in questo, nel suo progetto, e questa giornata è proprio l'ideale per poter essere assieme per dimostrare questa realtà. Ed eccoci qua allora per le conclusioni, di nuovo a Campo di Pietra come promesso, per augurarvi ovviamente un buon 2012, ma soprattutto per raccontare che nella tradizione il vino serviva anche per fare delle correzioni davvero particolari. Mio nonno la mattina, prima del caffè, del brodo corretto con del vin rosso, era una cosa usuale, no? Certo che sì, era usuale, si faceva comunemente, soprattutto appunto le persone adulte maschili erano solite correggere il brodo con una goccia, con un mezzo bicchiere di merlot, come era usuale e ancora oggi spesso e volentieri la gente lo fa, corregge il caffè con del vino rosso. Certamente, cosa che viene tuttora, no? Certo che sì, è una tradizione proprio di questi territori. Ecco, parlando poi a microfoni spenti abbiamo citato la soppa coada, no? Un piatto della tradizione che anche lì un goccettino di vin rosso. Sì, era un piatto della tradizione veneziana che è stato, diciamo, tra virgolette, importato in questi territori dai patrizi veneziani, soprattutto nel Mottense, nella zona di Salgareda, di Motta di Livenza, che veniva fatta, a differenza di qualche altre zone dove si metteva anche il piccione, in queste zone invece si faceva solo con la gallina, con il pollo, un ottimo brodo e poi una punta di vino rosso. Direttore, allora noi la ringraziamo per averci accompagnati anche un po' nella storia, nella tradizione che poi fa parte della cultura locale. Certo. E un buon 2012 alla vostra realtà e a tutti coloro i quali ci stanno seguendo. Cronache Trevigiane, come sempre, tornerà la prossima settimana, stesso orario, stesso canale. Alla prossima. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo ApoVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.